La città di Sora ospita da domenica 8 ottobre una sede di Provita e Famiglia, un'associazione ONLUS che opera in favore dei bambini, delle madri e dei padri, difende il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, promuove la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e sostiene la libertà e la priorità educativa dei genitori. Questo nuovo punto di riferimento si trova in via Filippo Corridoni, di fronte alla cattedrale Santa Maria Assunta di Sora. Apre questa mattina a Sora la sede dell'associazione Provita e Famiglia. È un'associazione ONLUS a livello nazionale che è apartitica, diciamo anche religiosa, anche se è di ispirazione cattolica, è libera e non ha vincoli con nessuno, diciamo. Quello che pone come proprio obiettivo è la tutela della vita, che è il primo diritto che va tutelato, e della famiglia. La famiglia, se vogliamo, è poco tutelata, è poco, se vogliamo, è sotto attacco, e da questo punto di vista noi vogliamo, senza metterci contro qualcuno, ma pro. Tant'è che la prima parola è proprio questo: a favore di qualcuno. Non cerchiamo scontro, non cerchiamo polemiche, cerchiamo di aiutare. L'associazione, attiva in tutta Italia grazie ai circoli territoriali, si impegna per costruire una società fondata sui valori della vita e della famiglia, contro la cultura della morte. Agisce per il bene comune tramite campagne di sensibilizzazione. È stata infatti aperta una raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Un cuore che batte. In questo momento stiamo promuovendo questa iniziativa di raccolta firme per una legge che vuole proprio aiutare quelle donne che vengono subito buttate nel problema dell'aborto, che casomai avrebbero 1000 opzioni, 1000 dubbi, comprese poi delle leggi che vanno anche valorizzate sull'adozione, potrebbero portare a compimento il loro percorso per il nascituro, e poi liberamente scelgono di averlo, tenerlo, lasciarlo, ma in un momento in cui la demografia, il calo demografico è veramente sotto zero, noi uccidiamo una vita in grembo senza dare nessuna possibilità. Allora, con questa modifica, integrazione che vogliamo fare alla legge, la 194, si vuole semplicemente far ascoltare il battito del bambino, perché non si può dire che è un ammasso di cellule informe, bisogna dire che è una vita che batte, un cuore che batte. La donna può sentire dentro di sé che è una vita, poi decide liberamente, nessun altro condizionamento. Se decide poi per non tenerlo, a quel punto si aprono 1000 scenari di sostegno alla vita e di reinserimento di questo nascituro in un discorso di adozioni che va comunque spinto, che va comunque agevolato, che va comunque aiutato. Questa è un po' l'iniziativa Provita. Stiamo raccogliendo le firme non solo a Sora ma anche a Isola Liri. Mi sono dato disponibile insieme al collega Conte ed altri colleghi della provincia di Frosinone per poter raccogliere queste firme e autenticarle ovviamente come avvocati. E su Isola dell'Iri sono disponibile previo appuntamento, e anche su Frosinone abbiamo dei colleghi che possono autenticare queste firme, quindi ci potete contattare direttamente, così chi avesse questo desiderio, nel rispetto, nella libertà ovviamente di tutte le scelte e le possibili soluzioni che in questa. Noi capiamo che la problematica è molto sensibile. Questa iniziativa non vuole condizionare in alcun modo il diritto della donna a scegliere liberamente, però vuole dare un consenso completo, non solo il consenso medico sugli aspetti dell'interruzione di gravidanza, ma anche il consenso emotivo, morale, il consenso etico, libero, e che poi coscientemente può portare verso una scelta oppure l'altra. Un altro impegno che vogliamo prendere è quello di sostenere le insegnanti, le maestre, perché essere protagonisti nella scuola, anche difendendo la famiglia e alcuni valori etici, rispetto a delle ideologie che stanno entrando senza il consenso dei genitori, senza che ci sia un'adeguata informazione a chi è e rimane il primo protagonista dell'educazione, cioè la potestà genitoriale, cioè i genitori. Allora noi vogliamo in qualche modo informare, dare materiale, dare la possibilità di controbattere, ma sempre su un piano di
di correttezza, dialogico e di contenuti, di modo che vi sia più libertà, più capacità, più coscienza rispetto a certe tematiche che sono delicatissime per i nostri figli, che nella scuola non possono essere in qualche modo trascinati da ideologie tipo la carriera alias, dove i presidi, se uno si dichiara non più di quel determinato genere, è costretto a dare i bagni alternativi, è costretto a tutta una serie di cose, e casomai queste scelte non sono neanche meditate, non sono neanche scientificamente provate. A questo punto ci sarà tanto da fare, abbiamo tanto materiale, avremo modo di chiedere, passando per i canali istituzionali, di essere presenti anche noi e di far sentire questa voce alternativa ormai rispetto a quello che è un diritto naturale, rispetto a quello che è una sessualità naturale.